Allora Munda, allora ho sempre detto che nella vita bisogna essere positivi, però cazzo, stavolta ho esagerato, mi sa. Quindi 10 giorni di isolamento totale dall'inciviltà, spesa che ne avemo, mamma mia, te sarei disperato. Più o meno, adesso me ne sto in vigile attesa, mamma mia, in attesa di cosa? In attesa della partita Rayo Vallecano-Mallorca, quartos de finale della Coppa del Re, che mi vedrò a gratis sul mio divanetto. Quindi, fa tutto il mondo, e au revoir. Pepe. E covi coso. Buongiorno le mondo, allora, primo giorno di quarantena, visto che qualcuno è preoccupato per me. Allora, ieri stavo benissimo, cazzo, alla grande, però ho passato una bruttissima notte. Mamma mia, te salta fuori la febbre, mal di testa e tosse. No, peggio. Mi cacciapa un attacco d'ansia e di tristezza a pensare che devo stare 10 giorni lontano da tutti qua, da solo, isolato, cazzo. E allora ho pensato, quasi invito una persona che venga a farmi compagnia e mi farò la quarantena in compagnia. Quindi, signore e signori, non senza emozione, vi presento Wilson. Guarda che figata, cazzo. Non parla tanto, però li ascolta, no? Con te che parli e te guarda. Bon, signori, patate del mondo, buona quarantena a me. Adesso c'è da fare i piatti. Sono mio dei fatti Wilson. Oh mi. Bon. Pi. Ah, scusa. Cazzo, inciavate però, no? Ah, signore. Dura convivenza. Cominciamo male. Pi. Allora mondo, allora, cosa ha preparato lo chef? Positive Edition. Lo chef ha preparato riso e fagioli oggi, spettacolare. Mamma mia, quanto che te ne hai fatto. Come quanto? Cazzo, se mi do. Oh no, Wilson, mi raccomando, non sta a scorreggiare stasera, ok? Patate del mondo e buona quarantena a me. Dove sei? Oh, ti sei fuori e ti leggi. Ti vuoi un caffè? Bon, chi te ci consente. Adesso te lo porto. A non guardare il segno. Caffè per due. Vai. Niente, stavo male, cazzo, devo andare in farmacia. Guidati, va. Sistema del sedile se non ti arrivi. Ti vedi con la borsa piena. Ti potresti darmi una mano invece di stare lì a impaiare. Oh, no, niente, zero. Spostati, va. Mamma mia, cosa ha fatto quella mascherina? Bon, abbiamo ospiti. Allora, quindi bisogna rispettare le regole. Vero Wilson? Bon, fermo la caffettiera da 2 da 3. Ti beviti? Ti? Sì, chi te ci consente. Bon, allora fermo quella da 3. Patate del mondo, e au revoir. Troverò un modo per riconquistarla. Dopotutto, domani è un altro giorno. Niente. Non ti commuovi. Niente. Ti ha proprio il cuore di pietra, cazzo. Che vergogna. Che delusione. Dai Wilson, a nanna che sei tardi. Cosa? Te leggo una storia? Vabbè, dai. Una al volo. Allora,
Storia di un eiaculatore precoce. Lei lo guardò negli occhi, fine. Boh, mettite sotto che è freddo. Dai, a domani, fai bravo. Ciao. Va che spegno? Piip. Bonjour le monde, buongiorno popolo dei negativi. Ecco qua la colazione da Covid cosato. Allora, un poco di tè, 3 biscottini di quelli economici, biscotti secchi e... c'era 3 biscotti, cazzo. Eccolo qua, non sta mica a cominciare, sa fare il furbo a prima mattina, cazzo. Ti ho tirato dal sacchetto. Oh signore, stacchiamo bella giornata. Va via, va che non te veda. Dura convivenza. Cosa devo fare, cazzo? Cosa ti fa? Ti sei qua, ti giochi a Tetris. Vabbè, dai, sta qua tranquillo. Tanto fare i piatti. Guarda che casino. Boh, gli fermo al ritmo dell'Itfiba oggi, cazzo. Vai con la musica. Se prendo il Covid coso non mi sfiora neppure, io che di dosi non ne ho fatte. Così. Dove cazzo sei? Wilson, ti hai visto le mutande mimetiche? Ti regati. Vabbè, dai. Mettiamo quelle di Natale allora. Fa sempre la sua bella figura, cazzo. Allora mondo, allora secondo giorno di quarantena, cazzo, la situazione peggiora. Ho preso un'altra variante del Covid coso, la variante Saremite. Allora, visto che c'è qualcuno che ha goduto e ha detto che adesso se gacciapa il Covid coso, chissà che staga a casa, che staga male, così si renderà conto di tutto, a sti signori qua dedichiamo una canzone con la variante Saremite. Ecco qua lo strumento. Mamma mia, dove sei Wilson? Come dove che sei Wilson? Ecco qua, hai la batteria. Buon, allora, pronti? Ecco qua, dedicato agli loro signori. Vai, musica! Mando vai, cerco di coso non ce l'hai, vieni da me. Tempesto e fai gne, mando vai. Mamma mia che male che te stai. Cazzo, dovevo vaccinarmi, ostia. Parte del mondo, gne, e per qualcuno au revoir. Allora il mondo cosa ha preparato il chef Positive Edition? Il chef ha preparato risi e bisi perché Dio ha mandato sulla terra un angelo a forma di farmacista che mi ha detto che devo mangiare solo riso, vellutate di verdure e tantissime tisane. Quindi adesso lo metto in tavola. Mamma mia, ma Wilson non mangia? No, perché Wilson purtroppo non sta tanto bene. Eccolo qua, cazzo. Mi sa che gotta il Covid coso. Mamma mia, non passerà la notte. Sì, che a fare una roccia. Parlato del mondo di buona quarantena a me. Oh, cosa ti fa qua? Ti sei già stufo? Dai, alzati. Dai, andiamo. Dai. Oh, signore. Oh, muévete. Primeros 30 segundos, ha sacado la defensa por mediación de Íñigo López, atención a la salida, Franco Jara no la toca bien, se la lleva Miquel Rico, vuelve a ganarla al Rayo, hay peligro. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai. Non ti sei contento? Che è sciarpa bianca? Non ti sa mica di Madrid, ti? Va. Ora del bagnetto, dai Wilson. Guarda qua che schifo. È dallo straripamento del Pecos che non vedevo tanto sudiciume. Come mai si muove così Kimba? Cazzo è giù. Cosa succede qua?
sei qua? Sporcaccione, chi sia sta qua? E bravo il nostro Wilson che ha fatto la macetta, mamma mia che bel bambino, cazzo. Pare un poco scuretto. Va bene, dai, bellissimo comunque. Ah, ti sposi? Ti ha già il testimone? Fammi vedere il testimone. Ah. Vieni qua Wilson, vieni che ti dico una robetta a parte, vieni. Sicuro che ti sei negativo? Mamma mia, te pare io positivo, Wilson? Secondo me sì. Mamma mia, che variante Gaio Ciappa. E cadavere Ciappaia variante Becca Chrome.